Faccio adesso anche un brano. Solo. Dunque facciamo anche un brano, dopodiché tutti quanti pronti per questa sfida dove tanta gente si viene a fare veramente col cuore. Ancora facciamo un applauso all'organizzazione, grazie. Voglio sentirvi tutti, un applauso per questa bellissima sala che ha sconfitto anche il medio, grandissimo. Nessuno ci sperava, veramente, oggi è stato incredibile.
Ci vediamo tra circa 50 minuti, rock and roll, grazie! Prova. Buonasera a tutti, benvenuti. Sto provando il microfono per vedere se fischia o meno. Allora, è proprio un piacere ritrovarci qui dopo 3 anni di stop. L'ultima sfilata era il 10 agosto 2019 e ci eravamo catapultati in un sogno, nel sogno di una notte di mezza estate. Il palco era ispirato a Shakespeare e tutto sembrava una favola, ma come in tutte le favole, purtroppo, ecco apparire la regina cattiva con tanto di corona, che lancia e ci ha lanciato un maleficio. Tutto smette di vivere, ma finalmente, come nelle favole, c'è il lieto fine. E tutto riparte, e allora siamo tutti qua, pronti stasera, e che la festa ricominci. Un applauso di incoraggiamento a tutte le ragazze che sono pronte dietro e che ci faranno da modelle. E chiamo qui intanto Deborah Fratini che ci accompagnerà nella sfilata di quest'anno. Eccola qua, un applauso a Deborah. Deborah ha vinto l'ultima edizione del concorso Il Trampolino, che è un concorso di arte varia che organizziamo noi qui del Comitato Festeggiamenti, che si terrà quest'anno domenica 14. Deborah ha 24 anni, studia canto ed il suo obiettivo è quello di diventare una cantautrice. Allora, ascoltiamo la prima canzone di Deborah, che è This is the Life. Ecco. The cold are streets tonight. The people they were dancing to the music vibe, and the voices of girls with girls in the air. While shocked many just see way over there. Songs get louder, each one better than before. And you're singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you help us side by side. So where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is the light. And you wake up in the morning and you help us side by side. So where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Na 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 na. So you're heading down the road in a tricycle car, and you're waiting outside. Team is stronger, but nobody's in, nobody's on till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about Roger and his favorite queen. Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you help us out the side. So where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you help us out the side. So where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Na 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 na. Na 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 na. And you singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you help us out the sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And
and you're singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your heart is so decide where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight. And you're singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your heart is so decide where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight. And you're singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your heart is so decide where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight. Where you gonna sleep tonight? Na 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 na. Grazie. Bravissima Deborah. Allora vi dicevo che lo spirito di quest'anno è quello di fare festa. Pertanto abbiamo invitato la stilista Angela Sbrizzai di Paolaro, che ci presenterà le sue creazioni per cerimonia. Nel suo laboratorio Angela concretizza i sogni di chi si affida a lei. Vi abbiamo incuriosito? Partiamo con le creazioni Moda Style di Angela Sbrizzai. Ecco, come partenza la passerella viene aperta da breve. Queste sono le modelle che promettono bene, bisogna tirarle su da piccoli. Ecco, Chiara, Giada e Simone, bravissimi. Chiara, Giada e Simone hanno rotto il ghiaccio. E adesso parte il primo blocco di modelle. Ecco la Marica. Io vi chiedo di essere generosi con gli applausi perché non sono modelle di professione. Abbiamo anche dei balletti, dei modelli. Anche se non sono modelle, ma vedrete che sono molto disinvolte. Avanti la seconda modella. Anche Gaia è alla sua prima esperienza di sfilate. Ci sono le veterane, quelle che sfilano da anni, e ci sono quelle nuove che devono imparare e che diventeranno bravissime, che già promettono bene. Come vedete i vestiti hanno un certo fascino, una certa classe. Angela cerca di accontentare tutti i gusti, di creare dei vestiti su misura nel suo laboratorio di Paolaro. Moda Style. Proseguiamo con i vestiti da sera. Ci sono due blocchi di vestiti di abiti da sera. Anche Giulia è la sua prima esperienza come modella qui nella nostra sagra di Reana. Ha accettato subito il mio invito per partecipare.
Queste ragazze sono veramente brave perché sono alle prime armi, non hanno mai sfilato, l'emozione. Anche il fan club, Giulia. E adesso arriva Cinzia. Anche Cinzia ha la prima esperienza di modella, di sfilata. La nostra stilista Angela Sbrizzai ha conseguito il diploma di tecnico del settore della moda all'Isis Daronco di Gemona, poi ha avuto tante esperienze lavorative con prestigiosi atelier di moda e da 3 anni arriva Francesca con il suo accompagnatore personale. Questo è tutto per lei. Anche a Francesca ho chiesto più volte se veniva a fare da modella, ma era sempre impegnata. E quest'anno finalmente siamo riusciti. Vediamo se ripristinano la luce. Ringrazio i tecnici delle luci, i tecnici audio, qualcuno ha pestato un filo probabilmente. Aspettiamo che venga ripristinata la luce? Questi sono gli inconvenienti, il bello della diretta. Allora vi dicevo intanto che Mirko mette a posto la luce, che Angela è tecnico del settore della moda, partecipa a tanti concorsi, a tante sfilate. E insegna, fa i corsi di taglio e cucito al GS Scampoli di Reana. Io anche la manderei fuori la prossima modella, ma se si vede poco, la mandiamo? È troppo bella, mi hanno detto, per mandarla fuori al buio. Ecco, forse sì. Ci siamo. Ecco che ci siamo. Grazie Mirko. Eccola qua. Avanti che tocca a Stefania adesso. Un applauso anche per Stefania. Stefania ormai è una veterana, viene ogni anno a farci da modella. È una bella esperienza per le ragazze perché si divertono e diventano modelle per una sera. Le acconciature che vedete alle ragazze, il trucco è stato fatto dal Salone Nuovo Stile di Stefania Mauro del Morena. E Stefania e tutto il suo staff dalle 3 del pomeriggio ad acconciare tutte le ragazze oggi. Ecco, l'ultimo abito di Elisa, anche Elisa è una nostra veterana, un applauso anche a Elisa che ogni anno viene a farci la passerella con questi bei vestiti. Elisa con questo bel vestito di piume chiude il primo blocco di abiti. Come vedete sono molto belli abiti da sera. Abbiamo concluso il primo blocco. Chiamo di nuovo la nostra Deborah, intanto diamo il tempo alle ragazze un attimino di cambiarsi. Ecco Deborah che ci canta, prendi il microfono, la prossima canzone.
La canzone si chiama La Despedida. Lleva tu miedo de cada uno de sus cabellos. Tiempo, hazle cariño a cada uno de sus recuerdos. Oh, amigo mío, vuelve, pasa por casa. Te espero, siempre te tormenta con toda razón. Aunque nunca te lo digo, te he echado de menos y pongo el cielo de testigo. Aunque pierda lo que es mío, a volver a saludarte. Hoy toca despedirnos. Una que otra lagrimita te regalo, doy la vuelta y dejo que me tomes otra vez. Como arrastra, rompe, arranca, muerde, oh, no puedo con toda tu piel. Aunque nunca te lo digo, te he echado de menos y pongo el cielo de testigo. Aunque pierda lo que es mío, para volver a saludarte, hoy toca despedirnos. Aunque nunca te lo digo, te he echado de menos y pongo al cielo de testigo. Aunque pierda lo que es mío, va a volver a saludarte, va a volver a enamorarme. Me toca despedirnos. Bravissima Deborah. Allora partiamo adesso con il secondo blocco, sempre di abiti da sera e da cerimonia. Lasciamo la sorpresa poi finale per gli altri abiti da sposa alla fine, veramente belli. Possiamo cominciare allora con il secondo blocco. Ringrazio Gabriele che da DJ. Ecco, arriva Giulia. Anche Giulia è una veterana della nostra passerella, accompagnata da Eric. Io ringrazio sia le ragazze che si prestano a fare da modelle, guardate che bel vestito, anche quello di Giulia, e ringrazio anche i ragazzi che si sono prestati a fare da accompagnatori. Bravissimo, grazie Eric. Poi c'è Andrea. Adesso usciranno nel secondo blocco 3 abiti che hanno una cosa in comune, che sono stati fatti come inserti di sughero, abiti di sughero, perché la nostra stilista, eccoli qua, la nostra stilista ama sperimentare anche vari materiali.
c'è un abito corto, come vedete, un abito lungo e la tuta. Alla nostra stilista piacciono molto gli abiti fasciati, però accontenta tutti i gusti, tutte le esigenze. Se qualcuno di voi vuol farsi fare un abito su misura, lei accontenta veramente tutti. Bravissime le nostre ragazze. Due che si chiamano Sara. Una Sara che questa è la prima volta che fa la nostra sfilata, che fa la passerella. Sara, Sara e Stefania. Arrivano adesso sempre due abiti, prendiamo un po' di colore adesso, giallo, come l'estate, come il colore del sole. Bravissima Cinzia con questo bel abito giallo. Arriva adesso un abito sempre giallo. Questo abito è stato fatto proprio per di Angela, della stilista suo personale. Come vi dicevo, Angela ama lavorare con tanti tipi di materiali, di perline, di pizzi, li applica in un certo modo, le paillette. Ecco, bravissimi, Elisa, bravo Eric. Eccoci qui, altra uscita. Andrea e Giulia. Bravissimi. Questi palloncini che volano sono stati fatti dal negozio Fieste, non poteva che chiamarsi Fieste anche il negozio di Gemona del Friuli, che fa questi addobbi personalizzati. Guardate che bello anche questo. Questo abito azzurro di Francesca. Bravissimi. Adesso arriva un abito lungo stile Versace. Ecco qua la nostra Gaia. Fai un bel sorriso, Gaia, al pubblico che ti applaude. Ecco, queste paillette, queste perline sono tutte cucite a mano, ovviamente. Arriva Sara. Ecco, arriva Sara. Abito bianco.
chiude il secondo blocco Giulia accompagnata da Eric. Anche la Giulia l'abbiamo tirata su da piccola, perché ha cominciato a fare le sfilate, che era molto giovane, una bambina quasi. E poi si è appassionata e quest'anno ha dato anche una mano nell'organizzazione. Ecco, secondo blocco finito. Sì? Ecco, chiamo di nuovo qui Deborah per la terza canzone. Adesso la Deborah prende il microfono, come vi ho detto prima ha vinto l'ultima edizione del Trampolino. Trampolino, lo spettacolo che si terrà domenica prossima qui alle 6, alle ore 18. La canzone Vuoto a perdere di Noemi. Ancora grazie a Stefania che mi ha invitata stasera. Sono chiuso per me stessa, sono vuoto a perdere, sono diventata questa, senza neanche accorgermene. Ora sono qui che mi guardo crescere, la mia cellula per le mie nuove consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti sogni sono stati quasi persi, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente, che ho buttato via per niente. Ti dirò come mai giro ancora per strada e vado a fare la spesa, ma non mi fermo più, mentre vado a cercare quello che non c'è più, perché il tempo ha cambiato le persone. Sono un'altra da me stessa, sono vuoto a perdere, sono diventata questa, senza neanche accorgermene. Ora sono qui che mi guardo crescere, la mia cellulite, le mie nuove consapevolezze. Sai, ti dirò come mai giro ancora per strada e vado a fare la spesa, ma non mi fermo più, mentre vado a cercare quello che
perdere, sono diventata questa, senza neanche accorgermene. Grazie. Deborah, volevo farti, intanto che si finiscono di preparare perché sono vestiti un po' impegnativi, facciamo una mini intervista. Allora dicevo che tu sogni di fare la cantautrice e però canti in un gruppo, in un duo. Sì, il Shoreline Trio ci chiamiamo. Trio, siete in 3. Sì, siamo 2 ragazze, io canto, un'altra canta e suona la chitarra e un percussionista. Addirittura. E cantate un po' in giro per il Friuli? Sì, abbiamo fatto un concerto ieri. Fresca di concerto? Ok, un altro applauso per la nostra Deborah. L'impianto non è il massimo come acustica, vero? Però insomma, chissà che brava che sei, se questa è una piccola, quello che possiamo sentirti. Va bene, grazie, ci vediamo dopo. Allora adesso arriva il bello, perché fino adesso ne avete visti di belle, ma adesso bellissime. Adesso arriva il gruppo delle spose. Pronte? Via DJ Gabriele. Andate. Ecco, la nostra stilista fa anche abiti da sposa. Qui vedete una coppia, un abito lungo e un abito corto. Il tutto viene fatto dai nostri videomaker Marco, dal nostro fotografo Danilo, che hanno immortalato tutta. Dopo pubblicheremo su Facebook tutte le foto, tutti i video. Abbiamo la pagina Facebook della Sagra dell'Assunta, dove metteremo su tutto il materiale anche di questa sfilata del 2022. Che la festa ricominci, ed è ricominciata veramente. Oggi ci ha fatto un po' tribolare il tempo, non vi dico che giornata perché non sapevamo cosa fare, ma io ero fiduciosa, sapevo che non avrebbe piovuto perché non ha mai piovuto, saranno 20 anni che facciamo sfilate, abbiamo sempre avuto bello ed è stato bello anche quest'anno. Grazie Gaia, grazie Marica. Adesso arrivano 2 abiti di cui vi devo dire 2 cosette. Vediamo se sono pronti. Eccoli qua. Allora, questi abiti sono Stella Alpina e Regina delle Alpi. Sono ispirati ai fiori di montagna, dove Angela vive della sua carne. E i fiori sono inglobati all'interno dei vestiti con della resina, sono fiori proibiti ma sono fiori essiccati, raccolti apposta, e la nostra Angela ha vinto con questi 2 abiti il primo premio di sposa d'autore. Stella Alpina e Regina delle Alpi. Angela partecipa a vari eventi, a varie sfilate, non solo di sposa ma anche di moda, e si classifica spesso ai primi posti, sia in regione che fuori regione. Ecco un altro abito, questo deve essere suo, personale, vero? Ecco, la nostra Sara stila il suo abito da sposa. A Sara sono piaciute queste tonalità di bianco e nero, questo contrasto. Sara, quando ti sei sposata? Un mese fa. Fresca. Fresca di matrimonio. Bellissimo questo abito a contrasto bianco e nero. Poi arriva adesso, dovrebbe arrivare Giulia con un bellissimo abito a balze.
accompagnata da Andrea. Guardate quanto lavoro è stato fatto, mi pare che siano 40 metri di organza, mi diceva la stilista. Ecco, andate pianino che le altre si stanno ancora vestendo. Guardate questo abito. La sposa si è sposata a novembre, mi ha detto, che ha indossato questo abito. 40 metri di organza. Intanto che aspettiamo le prossime spose, vi dicevo che gli addobbi, i palloncini, sono stati portati dal negozio Fieste, che da qualche mese si è trasferito a Gemona del Friuli e fa palloncini personalizzati con tutte le scritte che volete. Sono molto simpatici, molto belli, hanno anche tutti i tipi di decorazioni per feste, tipo confetti di tutti i tipi, per matrimoni, per compleanni, e anche per i matrimoni fanno tantissime cose. Personalizzate tutte con delle scritte, scrivono quello che volete. È un bellissimo negozio, fanno anche corsi di pasticceria e hanno anche tutto il materiale per fare le torte. Se andate a Gemona, andateci, perché vale la pena a vedere questo bellissimo negozio dove c'è di tutto e di più. Avete finito di farmi inventare storiette? Siete pronti? Andiamo avanti con un'altra uscita. Un'uscita, ecco, escono Marica e Cinzia. Siate sempre generosi con gli applausi alle nostre modelle, date un po' di coraggio. Come vi dicevo, alla nostra Angela piacciono gli abiti fasciati. Un applauso alla Cinzia. Come vi dicevo, Trucco Tarucco è stato offerto dal Salone Nuovo Stile di Stefania Mauro del Morena, che dalle 3 del pomeriggio, Stefania che è dietro, che fa i ritocchi alle ragazze, lei e il suo staff hanno preparato con Trucco Tarucco tutte queste modelle, con queste acconciature adeguate alla serata, agli abiti da sera, da cerimonie e da sposa. Arrivano. Allora adesso abbiamo l'ultimo blocco di 3 vestiti, ma la serata non è finita perché c'è un grande finale. Adesso arrivano 3 spose, sono pronte, in tonalità che non sono quelle del bianco, ma sono lilla e bianco e un arancio corallo. Ecco, tutte queste, le rifiniture di questi vestiti sono tutte fatte a mano, anche la catenella, tutta fatta all'uncinetto, i pizzi, tutto, vengono ritagliati, vengono ricuciti, vengono ricomposti, è tutto un lavorone fatto dalla nostra stilista. Arriva l'abito che indossa Giulia, arancio corallo. Io penso che questa sera sia stata una bella serata, oltre che di festa, anche per schiarirvi l'occhio, per prendere qualche bella idea, qualche bello spunto e per vedere tante
tanti vestiti belli, tante ragazze belle. Allora adesso è finito il terzo blocco, quello degli abiti da sposa. No, adesso facciamo fare prima del finale un'altra canzone a Deborah e dopo c'è il gran finale. Ascoltiamo l'ultima canzone di Deborah. Cosa ci canti, Deborah, come ultima canzone? Girl on Fire. Speriamo bene. She's just a girl and she's on fire. Hottest and the hottest girl, running like a highway. She's living in a world and it's on fire. So bright she could burn her eyes, but I look the other way. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Whoa, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Looks like a girl, but she's a flame. So bright she can burn her eyes, but I look the other way. You can turn, but you'll never forget her name. She's on top of the world, hottest of the others, girls say oh. She got both feet on the ground and she's not coming down. Whoa, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Everybody stares as she goes by, 'cause they can see the light that's in her eyes. Watching lighting up at the sky. Nobody knows that she's a lonely girl, and it's a lonely world. She gotta let it burn, baby, burn, baby. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. She's just a girl and she's on fire. Grazie.
Bravissima Deborah, brava veramente. E adesso partiamo con il grande finale, e per il grande finale facciamo uscire Elisa con l'abito da sposa della nostra stilista Angela. Eccola qua. Angela si è sposata il 4 giugno, ha indossato questo abito fatto naturalmente da lei. Io volevo che lo indossasse ma non ha voluto perché si emozionava, allora l'ho messo Elisa. E questo abito è stato fatto tutto a mano, tutti i pizzi, tutti i ricami tagliati, applicati, cuciti, è stato un lavorone. E naturalmente una stilista così brava non poteva avere abito più bello di questo. Come vedete ha tantissime paillette, tanti pizzi, tante applicazioni. Adesso la nostra Elisa va di nuovo a chiamare le altre ragazze che hanno sfilato, che usciranno di nuovo, faranno la passerella con gli abiti da sposa che hanno indossato, gli ultimi che avete visto. E noi le ringraziamo, ecco qua, escono modelle e modelli, Simone, Giada, Chiara, Elisa, Marica, Gaia, Sara, Giulia, Cinzia, Francesca, Stefania, Sara, Giulia. Io li chiamo in ordine sparso, li chiamo qui vicino a me sul palco, mettetevi qua dietro, facciamo, ecco, andate di là, guardate il pubblico, un ultimo applauso a tutte queste ragazze e ragazzi che si sono prestati per farvi vivere questa sera di festa. Eccoci qua, guardate che spettacolo. Ringraziamo il videomaker Marco e il fotografo Danilo che dopo verranno a fare una foto con le ragazze, e un grandissimo applauso alla nostra stilista. Adesso finalmente la vedete anche voi. Eccola qua, la nostra Angela Sbrizzai. È molto giovane e molto molto brava. Angela Sbrizzai di Paolaro, che vi aspetta tutti nel suo atelier per accontentarvi e per farvi un vestito, quello dei vostri sogni. Angela, prego, mi ha detto non fatemi parlare, sono timida, ma noi ci accontentiamo di farle tanti applausi che te li meriti tutti. Brava Angela. Vieni più avanti che sennò Lino ti violi. Bravissima, io la ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito di venire qui alla nostra festa. Ha detto che ci ringrazia. E oltre a ringraziare lei, io ringrazio il Comitato Festeggiamenti, la parrocchia di Reana per l'uso dei locali e per credere sempre ogni anno in questa sfilata, ai tecnici delle luci, audio, foto, videomaker, e alle collaboratrici che lavorano con me dietro le quinte, ai modelli e alle modelle, al Salone Nuovo Stile di Mauro Stefania, al negozio Fieste di Gemona per gli addobbi del palco della passerella. E vi do un arrivederci al prossimo anno, cominciamo già a pensare ad una bellissima sfilata. Vi ringrazio tutti di cuore, spero che vi sia piaciuta, di avervi fatto passare una bella serata ed è andata molto bene con il tempo. Ecco, adesso veramente posso rilassarmi. Vi ringrazio tutti. Sì, devo dare un omaggio. Devo dare un omaggio alla nostra stilista da parte della Proloco del Royale, che fa queste creazioni in cartoccio, e le abbiamo fatto scegliere, per dirvi la verità, una borsa che le è piaciuta tanto e ho scelto questa borsa. Io ringrazio la Proloco ogni anno per sponsorizzarci questa, diamo sempre un omaggio di solito alla stilista. Ecco, la vetrina del Royale a Remugnano, vi ricordo, e ha tanti bellissimi oggetti, borse, bouquet, c'è di tutto e di più.
e andate a vedere, a visitare vicino alla banca di Remugnano. Ecco, allora io vi ringrazio di nuovo, qua c'è un microfono se vuoi dire una parolina, ormai che ci sei. Ringrazio tutti quanti, sia le ragazze di GS che hanno fatto il mio nome e a Stefania per la sua disponibilità ed è stata anche molto... Non mi importa, dai, va bene, non servono. E ringrazio anche tutte le ragazze che hanno sfilato per me. Ecco, bravissima veramente, un ultimo applauso. Complimenti ti dicono dal pubblico, che te li meriti tutti. Ecco, vi ringrazio di nuovo. Volevo che questi maschietti mi chiamassero a fare una passerella, niente da fare. Non ci sono più gli uomini di una volta. Su no? Oh, là. Allora, noi continuiamo a festeggiare. Voi se volete potete rimanere qui oppure andare a giocare alla pesca, vedere il gazebo delle manine d'oro oppure assaggiare i nostri prodotti nei chioschi. E chiamavo qui Marco e Danilo per la foto col gruppo, vero? Qualcuno ce la farà tutti insieme? Vogliono fare una foto, aspettate. È stata trasmessa, vero Marco? È stata trasmessa in streaming, per cui l'hanno vista anche da casa. Avevamo un canale YouTube e vista quelli che non potevano venire qua stasera. Ha detto di stringersi il fotografo. Non ricapita più un'occasione così, ha detto il videomaker qua, con tutte queste ragazze. Ecco, le nostre collaboratrici qui dietro le quinte, grazie anche a voi. Carmen, Margherita e Luisa. E Katia. A posto? Siamo stati fotografati abbastanza? Grazie di nuovo a tutti, buona serata! Ciao.